Dal 2019 ad oggi sono avvenuti in Veneto 50 femminicidi, 12 vittime nell'ultimo anno. La rete regionale dei centri antiviolenza assiste 3.500 donne ogni anno. Aumentano le over 65 che denunciano. Una chiamata su 10 al numero 1522 arriva proprio da loro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è venerdì 25 novembre 2022, la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La prima notizia di oggi riguarda appunto i numeri dei centri antiviolenza nel Veneto e anche purtroppo i numeri delle violenze e dei femminicidi nella nostra regione. Leggiamo il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi: la giornata contro la violenza sulle donne, in Veneto oltre 6.400 richieste di aiuto, in aumento le donne prese in carico dalla rete regionale dei centri antiviolenza, ma solo il 36% ha denunciato l'aggressore. In Veneto ci sono 92 strutture, di cui 26 centri antiviolenza, 28 case rifugio e 38 sportelli, strutture che si occupano dei troppi casi di violenza sulle donne. Dall'ottavo rapporto annuale pubblicato dalla regione ieri con i dati del 2021 risulta che in un anno ci siano stati 6.432 contatti con centri e sportelli e 3.450 prese in carico, 340 in più del 2020, in pratica una ogni 751 donne residenti in Veneto è entrata nel percorso della rete antiviolenza. Ogni anno vengono stanziati 3 milioni di euro, 2 milioni provengono dallo Stato e soltanto 1 dalla regione. Anche il Corriere del Veneto naturalmente dedica una pagina al tema del giorno, appunto la giornata contro la violenza sulle donne. Il titolo è più forte: una donna uccisa al mese. Ci sono le dichiarazioni di Mariangela Zanni, responsabile del centro antiviolenza di Padova, che dice: a causa del Covid tante donne hanno perso il lavoro e devono restare a casa con i mariti violenti. C'è un nuovo allarme, quindi, spiega la presidente del Centro Veneto Progetti Donna di Padova, la struttura antiviolenza più grande della regione, operativa dal 1990. Se un po' alla volta sono usciti dal sommerso tra il 70 e il 90% dei casi, adesso a causa del Covid e della crisi economica si rischia una pericolosa involuzione. Stiamo già vedendo un rallentamento nelle segnalazioni, aumentate di anno in anno fino alle 1.100 del 2021, ma nel 2022 ferme a 990. Tante donne a causa della pandemia sono rimaste senza lavoro e, non avendo più reddito, non sanno dove andare, quindi non denunciano e restano a casa nell'inferno quotidiano, bloccate dalla dipendenza economica che cresce insieme alla violenza psicologica. È un segnale molto grave, spiega Zanni, perché già le donne vittime di abusi ci mettono tempo a trovare il coraggio di chiedere aiuto. Se adesso il problema della sopravvivenza legata alla mancanza di mezzi le rallenta ulteriormente, il pericolo per le loro vite cresce. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi, del 25 novembre. Il Corriere del Veneto pubblica le foto e i nomi delle 12 donne vittime di femminicidi nell'ultimo anno. Voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, parlando di sanità, in particolare di pronto soccorso. In Veneto più soldi per gli infermieri, i medici invece dovranno attendere. La regione è la prima in Italia, scrive il Gazzettino, a siglare l'accordo con i sindacati sull'indennità. Si tratta di un aumento di 1.300 euro all'anno previsto dal contratto, bonus del governo dal 2024. L'assessora regionale Lanzarin alla sanità e al sociale parla di un segnale concreto al disagio di chi lavora in quel reparto, e il sindacato Nursind dice che si tratta di un primo passo importante. Anche i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL parlano di accordo importante che premia il personale che lavora in prima linea e che finalmente vede riconosciute le indennità di disagio legate alle specifiche attività prestate in questi contesti. Leggiamo la notizia anche sul giornale di Vicenza di oggi: pronto soccorso, c'è l'accordo, più soldi a infermieri e operatori sociosanitari, siglato il patto tra Regione Veneto e i sindacati per l'indennità, ok a 1.300 euro in più all'anno, il primo accordo di questo tipo in Italia.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro è stato sottoscritto a Roma lo scorso 2 novembre e prevede appunto la possibilità di questi fondi integrativi. Lanzarin parla di segnale concreto per chi opera in quei reparti e appunto c'è il commento dei sindacati anche qui sul giornale di Vicenza. Un primo passo importante, resta comunque il nodo dei medici a gettone in pronto soccorso. La situazione è quella di una carenza di medici di pronto soccorso e quindi la regione e le ULS sono costrette a rivolgersi a cooperative o professionisti esterni che vengono appunto pagati a gettone con compensi che naturalmente costano molto di più di quello che sarebbe lo stipendio di un medico assunto come dipendente. Quindi c'è questo problema che si riflette naturalmente poi sul bilancio della regione, e proprio del bilancio della regione parliamo adesso con una altra notizia che si trova sulle pagine del Corriere del Veneto: la politica e il territorio. Si parte dalla dichiarazione di Zaia che dice niente IRPEF, non verrà introdotta neanche quest'anno la addizionale IRPEF. Il Veneto quindi resterà l'unica regione a statuto ordinario a non applicare la addizionale nemmeno sulle fasce di reddito più alte, nemmeno per i più ricchi, come era prima che venisse tagliata questa tassa non da Zaia ma dal suo predecessore Giancarlo Galan. Zaia all'epoca era vicepresidente della regione, era ancora il 2009. Comunque niente IRPEF e quindi il bilancio regionale del Veneto è sempre più povero in un certo senso, i margini sono sempre più ridotti. Dai nidi alla scuola, nel nuovo bilancio vince l'austerity. Questo è il titolo del Corriere del Veneto, il commento dell'opposizione in Consiglio regionale: così pagano i più deboli. Allora, tutti i numeri della manovra li troviamo appunto sempre sul Corriere del Veneto. 17,3 miliardi di euro la proposta di bilancio di previsione triennale in discussione in queste settimane nelle commissioni consigliari di Palazzo Ferro-Fini. 10,6 miliardi di euro sono quelli dedicati alla sanità. Infatti il bilancio regionale è occupato per la stragrande maggioranza dei capitoli di spesa dai settori della sanità. Un'altra sezione ampia invece è occupata dai fondi che arrivano dalla Comunità Europea. Al netto di sanità, sociale e operazioni finanziarie, ciò che resterebbe di bilancio è 1 miliardo e 300 milioni di euro, però tolte le spese per la gestione dell'ente rimangono 60 milioni di euro. Questo è in sostanza il margine dentro cui la politica si muove con le sue scelte, e sono scelte naturalmente che avvengono in uno spazio angusto, quello di 60 milioni di euro. Gli investimenti per gli impianti sportivi passano da 1 milione e 200 mila euro a 200 mila euro per il prossimo anno. La decurtazione quindi è di 1 milione, 25%. La tassa automobilistica sulle auto storiche passa dall'attuale riduzione pari al 50% del bollo a un ulteriore taglio del 25% per tutte le auto d'epoca e da collezione. Il Veneto stanzia per il settore della cultura 3,5 euro a cittadino. I dati nazionali parlano di 11 euro sia per il Piemonte che per l'Emilia Romagna, regioni analoghe per popolazioni e dinamiche. E infatti sulla cultura sempre più povera c'è il fuoco amico, tra virgolette, di Beltotto e Conte in commissione. Chi sono? Giampiero Beltotto, a lungo portavoce del presidente del Veneto Luca Zaia, è oggi presidente del Teatro Stabile del Veneto. Conte invece è Mario Conti, presidente dell'ANCI regionale e sindaco di Treviso, leghista. Invita la regione ad alzare l'asticella del supporto per mantenere la qualità dei servizi, e in qualche modo una critica implicita al fatto che il Veneto da 12 anni sia l'unica regione che non applica l'addizionale IRPEF regionale, o meglio la applica nell'aliquota più bassa prevista dalla legge. Insomma, un bilancio
segnato dall'austerity, e c'è un altro problema che riguarda in questo caso i conti delle case di riposo, quindi si parla anche qui del futuro della sanità regionale. Siamo sui quotidiani del gruppo Gedi: aiuti IPAB, cortocircuito Veneto, senza la riforma niente fondi. Di cosa stiamo parlando? È una questione sollevata dal Partito Democratico in regione. Il governo stanzia con il nuovo decreto legge 100 milioni di euro per le IPAB, per le case di riposo, che però nella nostra regione rischiano di non poter partecipare alla ripartizione del contributo, e questo, dice il Partito Democratico, a causa dell'inerzia della regione, che dal 2001 non ha ancora realizzato la riforma delle IPAB, delle case di riposo. Siamo l'unica regione in Italia a non averla ancora realizzata, e questo inghippo normativo rischia di far perdere i contributi per le case di riposo. Insomma, quando da Roma arrivano i soldi, il Veneto in questo caso rischierebbe di non essere in grado di utilizzarli, e questo a causa di un clamoroso ritardo della regione Veneto, che appunto in 20 anni non ha ancora realizzato la riforma del sistema delle case di riposo. Un ritardo gravissimo che sta diventando un costo sempre più pesante sulle tasche degli anziani e delle loro famiglie. Voltiamo pagina e parliamo di Mose, perché se ne parla ancora nei quotidiani di oggi. La salvaguardia di Venezia, Mose, più di 1 milione per salvare la città. Questo è il titolo sulla Nuova Venezia di oggi. 6 sollevamenti da inizio anno sono costati 211.000 euro ciascuno. Era quello che dicevamo nei giorni scorsi: ogni volta che il Mose si alza costa centinaia di migliaia di euro, precisamente 211.000 euro, e quindi dall'inizio dell'anno è stato speso già oltre 1 milione di euro per il Mose. Mose, una grande opera che è costata naturalmente in tutta la sua fase di realizzazione oltre 6 miliardi di euro. Sappiamo che l'opera è ancora in fase non definitiva, siamo in una fase diciamo di collaudo, è operativo ma appunto non è completa la realizzazione dell'opera. Oggi a Venezia sono previsti 125 centimetri di acqua alta, e quindi dalle 10:40 barriere in azione. Torna di nuovo in funzione il Mose, quindi altri soldi che vengono spesi. Si capisce quindi il commento del professor Giupponi di Ca' Foscari, che dice: tra 50 anni la difesa del Mose non basterà, serve iniettare fluidi sotto falda per alzare la città. C'è un importante studio di 2 ricercatori: in 20-25 anni si potrebbe arrivare a un innalzamento di 20 centimetri della città di Venezia. Bisogna agire per la difesa fisica ma anche sociale, il ripopolamento con nuove forze giovani è possibile. Quindi un intervento a 360 gradi del professor Giupponi di Ca' Foscari. Il cuore del suo ragionamento però è che il Mose non potrà salvare Venezia, e tra 50 anni già la sua funzione diventerà obsoleta. Nel frattempo, a costi veramente straordinari. Certo è che i costi di un'acqua alta come quella per esempio del 2019, la seconda acqua alta più devastante che ha colpito Venezia, ebbene ha avuto costi naturalmente molto maggiori di quelli che servono, che bisogna sostenere per sollevare le paratoie del Mose. Il problema è che i fenomeni di alte maree diventeranno sempre più frequenti. Già in questi giorni, questa settimana, il Mose è entrato in azione praticamente ogni giorno. Nei prossimi anni, con maree sempre più alte e soprattutto con fenomeni sempre più frequenti e intensificati, è chiaro che una struttura di barriere mobili non potrà più essere sufficiente. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che arriva tra Padova e Roma. Crisanti rinuncia all'indennità da medico. Il professore universitario percepirà lo stipendio da senatore invece. Il ripensamento, comunicato da Palazzo Madama all'azienda ospedaliera dell'Università di Padova e anche all'Ateneo di Padova,
insomma la rinuncia di Crisanti al suo stipendio da medico, percepirà invece l'indennità da senatore. C'era stata una polemica, si era parlato di questa sovrapposizione tra le due indennità. Ecco, finalmente risolta la questione. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.